La maggioranza dei casi era nel comune di Moneglia, alcune proprio sul lungomare, altre proprio molto sull'entroterra, sulle prime alture, anche alcune bellissime villette con una stupenda vista mare e qualche caso anche nel lungomare di Sestri. Erano ben pubblicizzate sui diversi siti internet di prenotazioni online, ma totalmente sconosciuti al fisco e agli uffici comunali a cui spetta la registrazione. 17 gli appartamenti ad uso turistico e 8 le case vacanze totalmente in nero scoperti dagli uomini della brigata della Guardia di Finanza di Riva Trigoso tra Sestri Levante e Moneglia. Un'attività di contrasto all'abusivismo che si è sviluppata nel corso dei mesi estivi e che ha visto controlli diretti anche sul campo per verificare l'effettiva presenza di turisti all'interno di queste strutture che venivano affittate per cifre importanti comprese tra i 1.000 e i 2.000 euro a settimana. Un riscontro tra i dati forniti appunto su questi siti e i vari comuni interessati ci hanno permesso di verificare appunto l'assenza totale di denunce o di comunicazioni al comune e quindi l'assenza totale anche delle comunicazioni dell'APS che vanno fatte in questi casi. Quanti soggetti sono stati denunciati? Sono 16 persone denunciate sia dal punto di vista amministrativo sia dal punto di vista penale e 25 sono stati i casi di abitazioni o alloggi o di case vacanze completamente irregolari. Questi appartamenti erano affittati a famiglie turisti che passavano sul territorio del Tigullio un breve periodo di vacanza. Quali sono i risvolti nei loro confronti? No, i clienti non hanno nessuna sanzione, i clienti hanno regolarmente affittato anche spesso tramite dei siti, quindi i clienti anzi ci hanno fornito, li abbiamo spesso intervistati all'uscita appunto degli appartamenti durante questi controlli per dimostrare appunto che gli appartamenti fossero in qualche modo occupati e in tanti hanno fornito anche gli importi, le dinamiche appunto come avvenivano le prenotazioni, quindi i clienti assolutamente non sono coinvolti. Un'attività che prosegue, ci sono ancora controlli in corso. Sì, abbiamo ancora qualche altro controllo che stiamo facendo tra Sestri, Levante e Moneglia che sono i comuni maggiormente coinvolti.